Buongiorno a tutti e ben ritrovati Focus TG in questo venerdì 26 agosto fino alle 13.30, anche oggi con tanta cronaca dal territorio, purtroppo ancora vittime sulle strade anche nelle ultime ore. Parleremo ancora di bollette, di rincari, anche di cultura, poi attendiamo aggiornamenti su un Bomba Day che riguarderà il territorio di Altavilla Vicentina. È in corso in questi minuti un vertice in prefettura a Vicenza proprio per intanto decidere la data e poi anche le modalità appunto che riguarderanno sicuramente l'evacuazione e poi l'intervento su questo ordigno bellico. Parleremo di prezzi con il collegamento con il mercato di Padova, poi un'operazione in corso nelle ultime ore a Mestre, ci collegheremo con Ilaria Marchiori, poi se ce la facciamo parleremo anche di vendemmia che sta iniziando proprio in questi giorni nel territorio. Insomma, un menù molto ricco, tanti motivi per stare con noi fino alle 13.30. Cominciamo però da un altro incidente, questa volta accaduto sulla A21 in provincia di Piacenza, tra mezzi pesanti tra le località di Caorso e Castelvetro, direzione Brescia. Il bilancio è pesante e dei 2 morti carbonizzati in questo rogo. Le vittime sono il vicentino Nicola Negro, 56 anni, e il veronese Stefano Cappellin, di 54 anni. Nel tamponamento fra 3 mezzi pesanti, un'autocisterna di bitume altamente fiammabile, un furgone e un camion che trasportava rotoli di carta, appunto è scoppiato l'incendio. La cisterna e il furgone hanno preso fuoco, i 2 conducenti sono morti carbonizzati. Il corpo del conducente del camion è stato subito rinvenuto ed estratto dai vigili del fuoco, poi anche quello dell'autista del furgone. Ferito invece il conducente del tir davanti, rimasto coinvolto nel tamponamento. Sul posto anche la polizia stradale, entrambe le corsie sono state chiuse, poi le forze dell'ordine hanno riaperto, quella in direzione Torino, quindi anche quella in direzione Cremona ha una sola corsia. Dunque, ripeto, i nomi delle vittime: il vicentino Nicola Negro, 56 anni, e il veronese Stefano Cappellin, di 54 anni. Morti che si aggiungono alla lunga lista di questa estate, ne abbiamo parlato ieri anche con il collegamento in diretta. Allora torniamo sulla giovane vittima, avrebbe compiuto dopodomani 18 anni. Il fatto è accaduto a Campigo di Castelfranco Veneto. Questo ragazzo è stato investito da un'automobile, lui era in bicicletta, stava rincasando assieme ad altri coetanei. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e Cristian Arboita ha raccolto anche le voci degli amici, testimoni del drammatico momento. O lui non ha capito l'intenzione della macchina, la macchina non ha capito le sue, la macchina ha cercato di sorpassare Kevin, ma Kevin era già troppo, era quasi nell'altra corsia in pratica, e quindi l'ha travolto in pieno. Hai proprio visto la scena, lui, la sua espressione facciale, tutto, di quando è stato, la macchina davanti, non si aspettava di ritrovarsela davanti. Sono gli amici che si trovavano con Kevin Carraro a raccontare i suoi ultimi istanti di vita. Kevin, tra 3 giorni avrebbe compiuto 18 anni, era il più grande del gruppo e frequentava l'Ipsia. Erano in 7 poco dopo la mezzanotte a percorrere in bici questo tratto di Via Lovara da Campigo a Castelfranco. Di ritorno da una serata trascorsa prevalentemente in un locale della zona, erano tutti diretti a casa. Stavamo procedendo in fila indiana in bicicletta in direzione di casa per tornare a casa, e lui era poco avanti di me, e rispetto a noi purtroppo lui era già verso in mezzo alla strada. Ci ha fatto i fari, ci siamo cercati di spostare tutti in parte. Non ho capito il motivo, non ho capito bene il perché. L'ho rivisto in mezzo alla strada con la macchina che l'ha travolto. Stando alle testimonianze degli amici, quindi Kevin si sarebbe pericolosamente portato a sinistra. I segni sull'asfalto parlano di una traiettoria quasi impazzita. L'impatto è violentissimo, il 17enne viene sbalzato di diversi metri. Noi abbiamo visto per aria, non abbiamo lasciato le bici per terra, la macchina si è fermata subito. Il conducente, un giovane uomo di Vedelago, chiama i soccorsi mentre gli amici cercano di fare il possibile. Sono attimi concitati. Abbiamo messo una maglietta dietro la testa che perdeva sangue, abbiamo subito chiamato l'ambulanza, sono arrivati dopo 5 minuti e basta, hanno fatto tutto loro poi. No, non era cosciente. Siamo stati là a rianimarlo e batteva il cuore, quindi ancora batteva.
Come stai? Sono scioccato. Kevin morirà dopo circa un'ora. Sul posto i ragazzi vengono raggiunti dai genitori. A parlare è una delle mamme. Quando siamo tornati a casa solo piangi, l'ho visto anche adesso, non hai mangiato niente, piangi, perché suo amico proprio era davanti a lui. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti dell'automobilista con i rilievi affidati alla Polstrada, che resta in attesa anche degli esami alcolemici e tossicologici di rito. Allo stato attuale però sembrano escludersi positività. C'è da verificare se tutte le bici fossero dotate di fari e da capire se anche i ragazzi, vista la minore età, avessero bevuto prima di inforcare le biciclette. Qualche volta veniamo qua. Avete ascoltato musica? Cosa avete fatto ieri sera? Abbiamo bevuto qualche spritz e basta. Kevin viveva con i genitori in via Valsugana e non stava mai fermo. Il freerunning, come si vede sui social, era la sua passione. Kevin era il ragazzo più responsabile, dato che era il più grande, ci teneva tutti noi, siamo tutti come fratelli alla fine. È un ragazzo stupendo. Mi ricordo le sue ultime risate, Un bravo ragazzo, solare con tutti, simpatico, non ci aveva mai fatto un torto, una brava persona, non se lo meritava, di certo non lui. E dal Trevigiano ci spostiamo nel veneziano, a Torre di Mosto, momenti di paura per una ragazza di 20 anni finita con la sua automobile contro un albero. È stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale All'Angelo di Mestre. Ha sbandato con l'auto ed è volata contro un platano. Una ventenne residente a San Stino di Livenza è stata ricoverata nell'ospedale di Mestre in prognosi riservata. L'incidente è accaduto questa mattina in via dei Pioppi a Torre di Mosto. La ventenne ha perso improvvisamente il controllo dell'auto, sbandando e piombando di lato contro un pioppo che costeggia la strada. Nello schianto è rimasta incastrata nell'abitacolo fino all'arrivo dei soccorsi. I sanitari del 118 hanno mobilitato anche l'elicottero per l'immediato trasferimento all'ospedale, mentre i carabinieri di Portogruaro stanno lavorando per accertare cause ed eventuali responsabilità. L'auto è stata poi rimossa dal soccorso stradale e portata nel deposito per essere sottoposta a eventuali accertamenti dei militari dell'Arma. Aveva investito uccidendolo il 50enne Giovanni De Negri che stava attraversando la strada, poi era scappato, salvo poi essere individuato e arrestato. A distanza di un anno dall'incidente accaduto tra il 5 e il 6 giugno 2021, il pubblico ministero ha chiuso le indagini sulla tragedia avvenuta a San Fioro, sulla strada Pontebana. Un 52enne di Pordenone è stato accusato di omicidio stradale e fuga. La procura ha dato parere positivo alla richiesta di patteggiamento. Fondamentali nella ricostruzione di quell'incidente le telecamere di videosorveglianza di un negozio sulla Pontebana. Saranno celebrati lunedì mattina alle 11 nella chiesa di Sant'Andrea di Barbarana i funerali di Sebastiano Marsoni, il 22enne musicista morto nel tragico schianto nella notte tra venerdì e sabato scorso a San Biagio, a pochi metri da casa. Il giovane stava rientrando a casa da Jesolo, dove era stato con la fidanzata. Lo schianto fatale contro un furgone condotto da un 24enne senegalese. Come raccontato ai nostri microfoni dalla fidanzata, gli amici vogliono ricordare la sua arte nel momento dell'addio, per questo saranno fatte suonare alcune delle sue canzoni. Sebastiano Marsone è noto con il nome d'arte di Sciaba. Restiamo sulle strade e le infrazioni però non mancano. I vicentini alla guida a quanto pare sono abbastanza indisciplinati, tanto che il rilevatore al semaforo dell'incrocio di Viale del Verme ha registrato 900 infrazioni in 2 settimane. Mancato rispetto della corsia di canalizzazione, passaggi con il rosso, manovre pericolose in uno degli incroci più trafficati della città, dove si stima transitino 20.000 veicoli al giorno. Ce n'è per tutti in questo monitoraggio antifurbetti della corsia. Ecco i numeri delle infrazioni rilevate nelle prime 2 settimane di agosto, dal dispositivo semaforico attivo dall'1 all'incrocio di Viale dal Verme con strada Sant'Antonino e con via La Marmora. Abbiamo riscontrato che nella direzione verso Treviso ci sono parecchi veicoli che transitano con luce rossa
e che non rispettano sostanzialmente la canalizzazione, nonostante ci sia la regolare segnaletica posizionata e nonostante abbiamo messo già da prima dell'attivazione del semaforo dei cartelli aggiuntivi specificando che c'è il controllo semaforico attivo e specificando proprio nella direzione di Treviso che bisogna rispettare la canalizzazione. Sono state 848 le infrazioni rilevate automaticamente dal dispositivo in questi 15 giorni. Per 756 conducenti è scattata la sanzione e la decurtazione di 2 punti dalla patente. 712 veicoli con semaforo rosso non hanno rispettato la corsia di canalizzazione per effettuare la svolta obbligatoria a sinistra, procedendo invece in direzione Treviso, mentre 44 hanno superato la striscia di arresto con luce rossa. Infine, 54 conducenti hanno attraversato l'incrocio con il semaforo rosso nelle 2 direzioni principali e altri 38 hanno svoltato a sinistra, sempre con semaforo che proietta luce rossa. È tempo di una pausa pubblicitaria, tra poco ancora cronaca dal territorio, state con noi. Ancora buona giornata, ben trovati in questo Focus TG fino alle 13:30 qui su Rete Veneta. Ancora cronaca con un grave fatto accaduto all'ospedale di Campo San Piero, un gesto estremo da parte di un sanitario che si è gettato dall'8° piano. L'ultima visita e poi il gesto estremo. Gli ultimi minuti di vita li ha trascorsi con i suoi pazienti, poi è salito all'8° piano dell'ospedale e si è gettato. Shock a Campo San Piero, dove un tecnico del reparto di oculistica si è tolto la vita ieri pomeriggio. L'uomo 36enne ha ripiegato il camice da lavoro e poi si è gettato nel vuoto. Una tragedia avvenuta sotto gli occhi dei colleghi medici che si trovavano in quel momento all'esterno del nosocomio per una pausa. Immediati i soccorsi, ma il sanitario è morto sul colpo. Il volo di oltre 8 metri non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno cercato nell'ufficio del sanitario qualcosa che potesse spiegare i motivi del gesto estremo, ma pare che il 36enne non abbia lasciato alcun biglietto. Ne abbiamo parlato anche ieri, c'è qualche aggiornamento sulla vicenda dell'italo-nigeriano residente nel Bellunese, aveva 21 anni e ha annegato lunedì dopo un tuffo nel lago di Como. Si chiamava Favur Igbo, da qualche tempo viveva e lavorava in Inghilterra. I carabinieri sono risaliti all'identità del ragazzo che era arrivato in Lombardia assieme a un gruppo di turisti stranieri che aveva conosciuto a Venezia. Il 21enne si è tuffato nelle acque del lago dal pontile di un porticciolo senza più riemergere. Con sé non aveva i documenti che i militari hanno recuperato in un ostello in provincia di Milano, dove il giovane aveva trovato alloggio. Ancora cronaca a Vicenza, un caso di violenza domestica, maltratta e ferisce la compagna che riesce a scappare con la figlioletta, è stato arrestato dalla questura. Colpisce e ferisce la compagna durante una lite. Un 36enne di origini moldave residente a Vicenza è stato arrestato dagli agenti delle volanti e rinchiuso nella locale casa circondariale dopo la decisione del PM di turno. Dovrà rispondere di maltrattamenti e lesioni in ambito familiare. Il fatto è avvenuto oggi all'alba. La donna durante una lite con il compagno sarebbe riuscita a scappare di casa portando con sé la figlioletta e trovando rifugio presso l'abitazione di un'amica che l'ha nascosta e ha avvisato il 113. All'arrivo sul posto dei poliziotti l'uomo ha negato ogni addebito, asserendo che la donna, poi trasportata al pronto soccorso e dichiarata guaribile in 21 giorni per le ferite riportate, si era fatta male cadendo in casa. Ancora nel Vicentino, con una notizia battuta poco fa dalle agenzie, un 39enne è stato arrestato dai carabinieri per aver sequestrato e segregato in casa una donna con cui aveva una relazione. L'indagato si chiama Manuel Pando, ha 39 anni, cittadino peruviano, aveva sequestrato ad Arzignano la compagna di 36 anni, a quanto pare per gelosia, e aveva impedito, minacciandola con coltelli da cucina, non solo di uscire ma anche di muoversi liberamente all'interno dell'alloggio per bere
bere o per esigenze fisiologiche. La vittima da pochi mesi è arrivata in Italia dalla Romania, è riuscita a comunicare comunque con l'esterno avvisando un amico che ha poi allertato le forze dell'ordine. I carabinieri di Arzignano giunti sul posto hanno sentito le grida della donna, hanno bussato alla porta, la donna è andata loro incontro in lacrime scappando. Il peruviano è stato arrestato per sequestro di persona, minaccia aggravata, lesioni e diffusione illecita di immagini sessuali che l'uomo possedeva dopo una relazione avvenuta tra i due nei mesi precedenti. L'indagato, fratello della proprietaria dell'abitazione dove la vittima lavorava come colf, è finito in carcere. Andiamo a Venezia. Le opposizioni protestano contro il comune che a loro dire sta affrontando nel modo sbagliato il problema del degrado a Mestre. Le operazioni del Comune per contrastare le situazioni di degrado nel centro di Mestre dimostrano con palese evidenza il fallimento della politica basata sulla repressione e sul tentativo di nascondere il problema. A dirlo è il consigliere d'opposizione Giovanni Andrea Martini, in totale disaccordo con le azioni svolte fino ad oggi dall'amministrazione veneziana. La soluzione di spostare fontane, spostare panchine, spostare addirittura mense per i più bisognosi sono soluzioni che indicano un comune, un'amministrazione che non ha le armi, non ha la capacità di agire veramente sul territorio, e sul territorio non si opera con le armi, si opera con il dialogo, ma soprattutto con la presenza dei cittadini, e quindi salvaguardare le attività, fare in modo che le attività economiche si sviluppino ancora di più, fare in modo che la vita del quartiere sia attiva. Non si placano le polemiche sulle scelte del Comune per contrastare il degrado. Per Martini occorre cambiare totalmente strategia investendo nel sociale. Occorre che il Comune spenda soldi del bilancio non solo per l'attività repressiva, ma per l'attività di contrasto, l'attività di prevenzione. Gli sbandati che passano le giornate in bivacchi improvvisati, bevendo, facendo i bisogni all'aperto e litigando, il degrado a Mestre si è solo spostato in altri luoghi. Per Martini occorre allora mettere in atto misure che ricomincino ad affrontare le questioni profonde. Che non è possibile che da 7 anni la situazione peggiori e da 7 anni la situazione rimanga sempre la stessa senza una via diversa di soluzione. La via di soluzione è proprio questa, quella di modificare radicalmente l'approccio al problema, di modificare radicalmente la politica di questa città. Ora a Vicenza, tanto rumore per nulla, potremmo riassumere così la vicenda legata ad un tam-tam mediatico che ieri ha scatenato le attenzioni dei social vicentini a proposito di un'aiuola in Campomarzo. Una piantina rigogliosa nella aiuola di fronte alla stazione ferroviaria è stata protagonista per un giorno nei social vicentini. Un video postato su Facebook la presentava come piantina di marijuana che, piazzata proprio davanti ai turisti in arrivo dalla città del Palladio, anziché essere emblema del prestigioso architetto, alludeva invece al più triste degrado dello spaccio di droga nel vicino Campomarzio. Il video in poche ore, manco a dirlo, è diventato virale, attirando inevitabilmente l'attenzione delle autorità. La pianta è stata dunque individuata dagli agenti di polizia locale, sradicata e fatta analizzare. Verdetto? Nessun dubbio. Il comunicato ufficiale del comune certifica che non si tratta di una piantina di stupefacente, bensì di un'erbacea comune, senza alcun principio attivo. E come ha detto Daniele Garbin nel servizio, la droga, quella vera, invece in quella zona circola e il nucleo operativo speciale della polizia locale è intervenuto anche nelle ultime ore fermando uno spacciatore e 2 consumatori. Quartieri al setaccio, specie la zona di Campomarzo, dove continuano i controlli antidroga. Lunedì una pattuglia antidegrado si è recata nell'area verde di via Zara, dove era stata segnalata la presenza di alcuni ragazzi che avevano acceso un fuoco. Gli agenti hanno notato del fumo proveniente da un mucchio di foglie accanto alla panchina su cui erano seduti 2 giovani. Insospettiti dal comportamento dei ragazzi, uno dei quali si è giustificato dicendo di aver acceso il fuoco per allontanare le zanzare, hanno eseguito gli accertamenti.
documenti e trovato un 18enne in possesso di 5 dosi tra marijuana, hashish e cocaina. Accompagnato al distaccamento di Campomarzo, il giovane è stato segnalato alla prefettura per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente e inoltre sanzionato per aver acceso un fuoco in violazione del regolamento di polizia urbana. All'interno dell'area verde di Campomarzo, il personale in borghese del NOS, anche con l'aiuto del sistema di videosorveglianza, ha notato una ragazza avvicinarsi ad un giovane ed eseguire uno scambio sospetto. Intervenuti immediatamente, gli agenti hanno fermato una giovane donna, la quale, vistasi scoperta, ha consegnato la dose di eroina appena acquistata ed è stata segnalata quale assuntrice. Nel frattempo, la pattuglia antidegrado ha raggiunto il giovane, privo di documenti, che è stato fotosegnalato e denunciato in stato di libertà per il reato di spaccio di sostanza stupefacente. E dunque ce ne saranno altri, immaginiamo sequestri di droga, se c'è ovviamente il controllo quotidiano e della polizia locale e anche delle altre forze dell'ordine a Vicenza, ma non solo. Ci spostiamo ora al porto di Venezia, dove c'è stato un maxi sequestro. I controlli sulla merce di importazione hanno permesso di scoprire un grosso quantitativo di prodotti che stavano per entrare illegalmente in Italia, nascosti in valigie regolarmente dichiarate. Le verifiche si sono concentrate su 2 container il cui contenuto era destinato a un commerciante cinese in provincia di Padova. In totale sono state trovate più di 14.000 cinture, 628 valigette beauty case, valore oltre 32.000 euro, corrispondenti ad un'evasione di 9.700 euro. A quel punto tutti i prodotti sono stati sequestrati, l'importatore multato per contrabbando. La sanzione va da un minimo di 19.000 a un massimo di 97.000 euro. Aumentano i costi, è iniziata l'attività di monitoraggio dei prezzi nei supermercati da parte della Polizia Locale di Treviso. Importante dare un segnale da parte del comando anche per i cittadini, per i consumatori. Ricordiamo che gli agenti fanno parte del nucleo di commercio e della tutela del consumatore, quindi è un segnale per i cittadini che la polizia locale sta facendo anche questo servizio. Questa è la classica operazione che stanno facendo gli agenti del nucleo commerciale di tutela del consumatore, e cioè prendono in considerazione un prodotto specifico, in questo caso è un litro di olio, e registrano il prezzo che è messo in vendita. Naturalmente si tratta dello stesso identico prodotto che sarà preso in considerazione in tutti i supermercati che sono controllati dal comando di polizia locale. È così che la polizia locale di Treviso ha deciso di combattere gli eventuali aumenti ingiustificati dei costi sui beni di consumo, monitorando attentamente i prezzi di supermercati. In analisi un paniere di prodotti pensati dal comando, spesso al centro di segnalazioni da parte dei cittadini per aumenti ingiustificati dei costi. Pane, il latte, lo zucchero, l'olio, la pasta, le patate, e stiamo monitorando in 15 supermercati di tutta la città l'andamento dei prezzi. Un servizio a tutela dei cittadini consumatori, possibile grazie ad una sinergia tra forze dell'ordine e supermercati stessi, già effettuato in piena emergenza Covid. È un servizio che il comando di polizia locale ha effettuato anche in pieno Covid, cioè nel 2020-2021, con dei prodotti che erano andati alle stelle, soprattutto l'alcol oppure il gel lavamani, per cui è un servizio non nuovo per il comando di polizia locale. In questo momento naturalmente la guerra dell'Ucraina ha comunque comportato una serie di costi molto elevati, però diciamo che questo controllo sicuramente è preventivo proprio per la tutela del consumatore. E dunque buon lavoro alla polizia locale, ma anche noi consumatori magari possiamo segnalare aumenti sospetti nella spesa che facciamo ogni giorno o ogni settimana a seconda delle abitudini. È tempo di fare un'altra pausa pubblicitaria, a tra poco. Ancora ben trovati fino alle 13.30 con Focus TG su Rete Veneta. Degrado, risse, aggressioni. C'è stato un maxi blitz in uno all'ex hotel Capo Est di Sottomarina. Soddisfatto il sindaco Armelao, che era presente alle operazioni. Le risse e gli schiamazzi all'hotel Capo Est di Sottomarina hanno esasperato i residenti, tanto da indurre il sindaco Armelao a chiedere un incontro urgente con il prefetto Zappalorto. A distanza di alcuni giorni, proprio questa mattina, c'è stato un blitz interforze all'ex hotel, zona Piazzale Europa, lungomare e passeggiata dell'Usenzo. Polizia locale di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Ulstre. Già nei giorni scorsi si erano viste pattuglie di polizia e carabinieri nella zona
Fino al blitz di questa mattina, voluto dal prefetto dopo l'incontro di martedì scorso. Presente anche il sindaco Armelao. Hanno controllato all'interno la struttura del Capo Est, mentre le forze di polizia hanno controllato anche una zona che era ricettacolo di sbandati, che era l'ex locale notturno Crystal. I residenti della zona del Capo Est finalmente potranno tornare, mi auguro, a vivere sereni, perché era un loro sacrosanto diritto poter vivere in tranquillità, in santa pace a casa loro. Armelao continua a ribadire la necessità di avere maggiori forze dell'ordine in servizio, come richiesto anche da colleghi di altre località, che soprattutto d'estate si trovano a dover fronteggiare situazioni di disagio tra risse, aggressioni e degrado. Sono stati sequestrati 8 quintali di sigarette di contrabbando estero in un condominio di Mestre, possibili guadagni per 150.000 euro. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 8 quintali di tabacchi di vari marchi provenienti dall'Est Europa e Regno Unito, privi di sigillo del monopolio di Stato, che avrebbero fruttato sul mercato illegale almeno 150.000 euro. Dapprima il nucleo operativo metropolitano ha intercettato un corriere espresso durante la consegna di pacchi molto voluminosi in un condominio nella zona centrale di Mestre. All'interno sono state trovate confezioni di sigarette per 240 kg, che sarebbero state indirizzate a nominativi di pura fantasia. Dopo successivi approfondimenti, il destinatario della merce è stato individuato e sottoposto a perquisizione. All'interno della stessa residenza sono stati rinvenuti 535 kg di sigarette di contrabbando nascoste in scatole a doppio fondo. È stato scoperto che Mestre era la base dello snodo di smistamento delle sigarette tra i vari paesi dell'Est Europa e il Regno Unito. Il destinatario mestrino di nazionalità moldava avrebbe ricevuto con cadenza periodica notevoli quantitativi di sigarette di contrabbando dalla Moldavia grazie ad un'organizzazione criminale composta da 3 soggetti stranieri e 1 italiano, utilizzando documenti di identità falsi. La merce avrebbe avuto come destinazione finale il Regno Unito. I 4 soggetti coinvolti sono ora denunciati per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri con l'aggravante della transnazionalità, oltre che per i reati di sostituzione di persona e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Poteva avere conseguenze peggiori l'incendio di cui abbiamo dato conto nel collegamento in diretta ieri da Castelfranco, l'incendio sviluppatosi nel seminterrato di un condominio, decine le famiglie evacuate che poi già in giornata sono rientrate. Abbiamo sentito fumo e qualche botto, brutti odori e siamo scesi tutti in strada e voglio fare un plauso ai vigili del fuoco di Castelfranco Veneto che sono stati celeri nell'intervento e a domare il fuoco, altrimenti qui succedeva una strage. Il fumo denso, l'odore acre, è stata un'alba di paura ed emergenza in via Spagna a Castelfranco Veneto, in questa palazzina composta da decine di appartamenti. All'origine le fiamme che hanno interessato un ormai irriconoscibile 500 XL a doppia alimentazione, benzina e GPL. L'auto si trovava in garage nel seminterrato. I pompieri sono arrivati pochi istanti dopo l'allarme e sono riusciti a mettere in sicurezza l'area, procedendo all'evacuazione del condominio. La macchina era a fuoco completamente, non so se è esplosa perché i colleghi però è completamente distrutta la macchina. Questo quindi ha creato tanto fumo? Poi ci sono danni sui scarichi delle fognature, sull'impianto elettrico, sull'impianto antincendio, su un po' di tutto. Disagi si sono registrati anche in alcuni negozi, il fumo ha invaso gli interni. Praticamente guarda, qua c'è tutta la polvere, micropolvere che è entrata e anche adesso bisogna disinfettare tutto il negozio, passare tutto quanto. Stiamo aspettando un'agenzia di polizia che facciamo anche fatica a trovare, dobbiamo tenere chiuso un po'. Sul posto il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, finché l'auto è stata imbragata e portata all'esterno, permettendo la bonifica della struttura. Criticità si sono registrati sul sistema fognario e sugli impianti elettrici. Anche in questa occasione i vigili del fuoco hanno dimostrato la loro capacità di intervenire tempestivamente e con professionalità, perché al di là
insomma, hanno circoscritto l'incendio nella zona dove è successo e siamo ancora qui a dare risposte cercando di mettere in sicurezza l'immobile che non ha problemi strutturali. Nessun problema di staticità, quindi dopo la paura tutti nel corso della giornata sono rientrati nelle loro abitazioni. Altre fiamme invece in un ristorante a Vicenza dove ha preso fuoco l'H, il locale è stato evacuato durante il pranzo. Intervento dei vigili del fuoco in via San Martino a Vicenza verso le 12:30 all'interno di un ristorante per l'incendio del condotto della cappa di aspirazione della cucina. Evacuato dai gestori il locale pieno di clienti per pranzo, nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, accorsi con il personale di prima partenza e l'autoscala, hanno iniziato a raffreddare la cappa e poi a spegnere i filtri e il motore dell'aspiratore che è stato coinvolto dall'incendio. Aerato con dei ventilatori il locale che nelle fasi iniziali dell'incendio si era riempito di fumo. Danni all'impianto elettrico, oltre che alla cappa d'aspirazione, inibito l'utilizzo della cucina fino al ripristino degli impianti e delle condizioni igienico-sanitarie. Un'altra notizia di cronaca, il questore di Treviso ha sospeso per 15 giorni l'attività del locale Special Movida di Loria. Il provvedimento è stato adottato dopo gli avvenimenti dello scorso 21 agosto, quando nel parcheggio del locale una ventina di persone si erano affrontate dando vita ad una rissa. Un ragazzo al termine era stato ricoverato all'ospedale per un trauma cranico. Quello della settimana scorsa, scrive la questura, è solo l'ultimo di una serie di episodi delittuosi avvenuti all'interno o nelle immediate adiacenze di questo locale che hanno portato a ravvisare una pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. Da qui dunque la decisione di sospendere l'attività per 15 giorni. Ha tentato di superare l'esame per la patente con un apparecchio elettronico nascosto nell'orecchio e nel taschino della camicia, denunciato dalla polizia stradale, un 43enne. Blitz della polizia stradale negli uffici della motorizzazione civile di Corso Spagna. Un funzionario, addetto all'esame teorico per ottenere la patente di guida, infatti, si era accorto che un uomo stava utilizzando, ovviamente un uso non consentito, di un'apparecchiatura elettronica durante l'esame. Gli agenti hanno aspettato la fine e dopo aver fatto uscire gli altri partecipanti hanno fatto ingresso nell'aula insieme a una pattuglia dei carabinieri, identificando la persona indicata, un 43enne originario del Kosovo. Alla richiesta dei poliziotti l'uomo ha ammesso di aver utilizzato l'apparecchiatura per tentare di superare il concorso, mostrando un auricolare Bluetooth nascosto nell'orecchio sinistro, collegato a un microfono nel taschino della camicia. I poliziotti, durante il controllo, hanno trovato anche un altro apparecchio che l'uomo aveva nascosto sotto il braccio. Il 43enne è stato così denunciato per aver indotto in errore un pubblico ufficiale, mentre i dispositivi sono stati sequestrati. Tempo di avvicendamenti alla questura di Belluno. Il commissario capo Federico Farris lascia il suo incarico per andare a dirigere il commissariato di Macomer in Sardegna. Al suo posto, fresca assegnazione, Valentina Benvenu, e c'è stato il saluto per entrambi i dirigenti. Il commissario capo Federico Farris rientra nella sua Sardegna. Dal 5 settembre il dirigente delle volanti della questura di Belluno guiderà il commissariato nuorese di Macomer, un funzionario dal tratto signorile di estrema professionalità e capacità, ha detto il questore Maggese, che ha ringraziato Farris per il lavoro svolto con dedizione, oltre che con eccellenti risultati all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, e per 9 mesi come capo di gabinetto. Sono stati 2 anni e mezzo importanti, oltretutto il mio primo incarico, quindi diciamo il primo ingresso nella grande famiglia della Polizia di Stato. Sicuramente i mondiali di sci cortina hanno rappresentato l'esperienza più importante, specialmente per un giovane funzionario, e quindi tutto sommato un bilancio sicuramente positivo. E alla sua prima assegnazione come funzionaria la commissario Valentina Benvenu, originaria di Rovigo, laurea in giurisprudenza all'Università di Padova con abilitazione all'attività forense e un master di secondo livello in scienza della sicurezza conseguito alla Scuola di Polizia di Roma. L'ufficio a cui sono stata assegnata per il momento come funzionario addetto è l'UPGSP, quindi le volanti. Sono contentissima di questa assegnazione in quanto è un ufficio operativo, è un ufficio che ti permette anche di conoscere bene la cittadinanza, è il pronto soccorso della questura. Una questura con personale altamente preparato, mosso da grande spirito di servizio, lo ribadisce anche il questore Giuseppe Maggese, che oggi ha tracciato un primo bilancio del periodo estivo. Seguiamo con attenzione i problemi legati ai comportamenti giovanili, ha detto Maggese,
che parla di una situazione tranquilla. I problemi annosi e riguardano tutte le questure d'Italia sono legati alle forze in campo. Questo è un fatto fisiologico anche da questo punto di vista e confidiamo che con il passare del tempo e con la ripresa dei corsi il problema possa essere in qualche modo affrontato in maniera più efficace, anche se sotto il profilo dello svolgimento dell'estate non abbiamo avuto particolari problemi e abbiamo monitorato quelle che erano le situazioni già tenute d'occhio, insomma. Disavventura a lieto fine per una donna caduta in un dirupo nella vicinanza del Monte della Madonna a Teolo nel tardo pomeriggio di ieri. L'escursionista è stata ritrovata da un vigile del fuoco e da 2 carabinieri in un sentiero della zona. La 33enne era riuscita a lanciare l'allarme chiamando il fidanzato senza riuscire però a dire con precisione dove si trovasse. I vigili del fuoco di Abano Terme hanno iniziato le ricerche anche col supporto dell'elicottero Drago 59 della reparto volo di Venezia che ha sorvolato la zona. Alle 20:30 ritrovamento della donna sana e salva da parte dei soccorritori in un viottolo del monte. È tempo di una pausa pubblicitaria, tra poco ci colleghiamo con Vicenza per importanti aggiornamenti sul Bomba Day di Altavilla Vicentina. A tra poco. Ancora ben ritrovati, buona giornata. Come ho anticipato in apertura, sta per arrivare un Bomba Day ad Altavilla Vicentina. Si è concluso proprio in questi minuti un vertice in prefettura a Vicenza proprio su questo argomento per decidere data e modalità. Allora ci dice tutto la nostra Luisa Bertini. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Come dicevi, si è appena concluso questo summit in prefettura per una procedura, quella del Bomba Day di Altavilla Vicentina, che risulta particolarmente complesso. Non c'è ancora una data e quindi si rimanda ad ottobre dopo il rinvenimento che c'è stato di questo ordigno al fosforo della Seconda Guerra Mondiale nel cantiere della TAV. Ordigno della Seconda Guerra Mondiale che qualche mese fa si era incendiato proprio durante la notte in questo cantiere della TAV, provocando questa alta colonna di fumo, e poi c'era stato l'intervento degli artificieri che l'hanno resa inerte e quindi lasciata in loco, appunto in attesa di stabilire le modalità operative che sono al vaglio e che sono rese ancora più complesse da questa tipologia di ordigno al fosforo, che richiedono continui e ulteriori approfondimenti tecnici. Ad oggi dalla riunione emerge che va in porto il discorso della combustione in alto mare, quindi una modalità utilizzata pochissime volte e che dipende dalla tipologia di questa bomba, quindi sarà lo spoletamento non potrà avvenire prima di ottobre, proprio perché essendo in mare si attende un periodo in cui il mare è poco trafficato, quindi ovviamente con il turismo in corso sarebbe improponibile. La Marina metterà a disposizione questo camino, il mezzo per traghettarla in alto mare. Perché? Perché l'acqua andrà a diluire questa sostanza nociva, andrà a diluire il fosforo. Il Genio Guastatori la trasporterà in porto, ancora non è stato deciso in quale porto, e poi sarà trasferita su un pontone. Insomma, una procedura estremamente complessa, procedura che prevede anche l'evacuazione ad Altavilla e a Sovisto, che sono i 2 comuni coinvolti, di 840 persone per Altavilla e circa un centinaio, 200 a Sovizzo. Resta da valutare anche che cosa fare con le aziende che costeggiano il cantiere della TAV, quindi se chiuderle in quella giornata o meno, perché il raggio è di 444 metri. Invece è certo che verranno chiuse in quella circostanza la strada del Meraro, la strada Cordellina, e sarà chiusa anche la ferrovia, oltre al fatto che lì ci sono dei distributori di benzina e quindi saranno svuotati. Il tutto lascia pensare a una domenica mattina, quindi con meno traffico e meno disagi, anche perché ricordiamo
essendo preventivato per ottobre ci saranno anche già le scuole aperte, quindi un maggior traffico cittadino. Quindi ecco, il discorso è rimandato ad ottobre, però la modalità che ne esce oggi da questo summit sembra proprio quella di farla disinnescare in alto mare. E allora attendiamo aggiornamenti su questo nelle prossime settimane, perché l'operazione mi sembra di capire sia abbastanza complessa, quindi poi sarà decisa la data migliore, credo anche poi in base alle condizioni meteo, perché poi il mare dovrà comunque, credo, essere abbastanza calmo e tranquillo. Luisa, ci sono avvicendamenti, mi pare, abbiamo parlato prima dell'avvicendamento in questura a Belluno, avvicendamenti che invece a Vicenza riguardano l'Arma dei Carabinieri. Sì, perché c'è un cambio al vertice del comando provinciale, infatti oggi c'è stato il saluto del comandante provinciale dei Carabinieri Nicola Bianchi dopo 3 anni che lascia il posto all'entrante Giuseppe Moscati, ufficiale di battaglione allievi scuola di Firenze, che arriverà a metà settembre, 45 anni, al comando provinciale per la prima volta, quindi lo conosceremo a settembre. Oggi è stata occasione con il colonnello Bianchi per fare un po' il bilancio di questi 3 anni, in cui ha detto che l'Arma si è concentrata nel Vicentino soprattutto sulle truffe, su quello che è il sostegno agli anziani, quindi anche la comunicazione di quartiere in quartiere, quello che riguarda la droga, i reati predatori, ma soprattutto i codici rossi, che negli ultimi 2 anni, lo ricordo ai telespettatori, i codici rossi sono tutte quelle segnalazioni di violenze domestiche o violenze sulle donne, e ce ne sono stati all'incirca 1000 negli ultimi 2 anni. Ovviamente il colonnello Bianchi, nel ricordo delle indagini più difficoltose o comunque che l'hanno toccato di più nel Vicentino in questi 3 anni, ha ricordato l'episodio di Arzignano, quindi l'omicidio stradale che coinvolse la ragazzina Angela Vignaga, la ragazzina di 15 anni, in cui ha parlato della complessità delle indagini e anche dell'impatto emotivo e mediatico, vista la risonanza nazionale che ebbe l'episodio, e anche le indagini, la risoluzione delle indagini sul femminicidio di Rita Amenze a Noventa Vicentina, che, lo ricordo, fu freddata dal compagno davanti all'azienda in cui lavorava. Ecco, quindi questa è stata occasione per fare un po' il bilancio e i saluti. Ricordo anche che di fatto il colonnello Nicola Bianchi resterà a Vicenza, perché andrà al COESPU, quindi al centro di addestramento di polizie internazionali. Bene, allora, a proposito di cronaca, ho già dato prima, ma ne avremo approfondimento stasera nel TG Vicenza, di questo caso di sequestro e violenza domestica ad Arzignano, con l'arresto di un peruviano. Quindi Luisa, buon lavoro, perché c'è tanto da raccontare stasera nel TG Vicenza alle 19:15. Grazie a voi. E allora, in attesa del collegamento anche con Padova per parlare di prezzi, andiamo a Venezia con queste immagini che già a loro volta, quando si parla di Venezia, fanno il giro del Veneto e del mondo inevitabilmente. È stata rilanciata anche dal gruppo Venezia Non è Disneyland, una foto scattata da una signora all'angolo delle Procuratie a Piazza San Marco, una mamma intenta ad aiutare il bambino a fare pipì a ridosso di una colonna. I commenti non sono mancati, ovviamente, per la maggior parte scandalizzati dalla noncuranza maleducata della madre. Altri hanno ricordato che ogni giorno centinaia di cani fanno la pipì sui muri della città, altri ancora si chiedono perché non sia entrata in un bar per appunto aiutare il bambino. Allora, comunicazione per la regia, è quasi pronto il collegamento da Padova. Intanto proprio a Padova andiamo parlando della pista di skateboard prevista nel parcheggio dello stadio plebiscito, che però non piace agli ambientalisti, che temono nuovo cemento in un quartiere che avrebbe invece bisogno di spazi verdi. Il progetto è stato presentato quasi un anno fa e approvato prima dell'estate. Parliamo della pista per lo skateboard prevista nel parcheggio dello stadio plebiscito, una pista contro cui sono pronti a battersi gli ambientalisti padovani, che temono effetti collaterali tipo la creazione di nuovi parcheggi per sostituire quelli persi con la costruzione della pista.
Il problema dello skate park qui al plebiscito è un falso problema, diventa una sorta di specchietto per le allodole. La nostra paura è quella che si mangino altri spazi verdi per fare nuovi parcheggi, altre costruzioni e altre colate di cemento. Tra impianti sportivi, concerti, eventi e altro, il timore dunque è che il parcheggio che verrà sostituito da questa nuova pista venga recuperato da altre parti. Deduciamo che vorrebbero poi fare altri parcheggi nelle zone adiacenti e quindi abbiamo paura che si mangino i campi di mais, le ultime aree agricole che sono rimaste in quartiere. Disponibili al dialogo con l'amministrazione per trovare un altro spazio nel quartiere, una soluzione, ma pronti a opporsi alle ruspe. Se arriveranno le ruspe, cosa siete disposti a fare? Siamo disposti appunto a venire qua a combattere contro il sindaco, anche perché il famoso nostro sindaco aveva scritto a grandi lettere cubitali che non voleva più incrementare l'aumento delle cubature. Io penso che questi amministratori non hanno diritto di trattare il territorio come fosse proprietà loro senza avvisare i cittadini, perché i cittadini non sono al corrente di quello che loro hanno intenzione di fare. I cittadini che pagano questi interventi, insomma, hanno quindi diritto di sapere. Disposti a fare i passi necessari entro la legalità, di capire, soprattutto capire in profondità ancora di più di tutto questo progetto e che i cittadini siano informati. Cittadini comunque che precisano di non essere contrari alla pista, ma alla sua collocazione. Noi non siamo contrari come principio, però diciamo che in questo posto qui è impensabile realizzarlo, perché intanto diventerebbe una pista di 1000 metri quadrati circa, quindi con i bordi rialzati, diventa una colata di cemento impattante. E allora abbiamo annunciato il collegamento con Padova, Piazza delle Erbe con Valentina Vigentin, le immagini di Cristian Roque Allende. Allora Valentina, i prezzi aumentano, quindi l'effetto qual è? Che si compra meno, giusto? Esattamente, proprio così, caro energia, la spesa del consumatore aumenta soprattutto per quanto riguarda le bollette, ma aumentano anche i prezzi delle materie prime e quindi si va a tagliare. Cosa si taglia? Purtroppo si taglia su quegli alimenti che maggiormente ci fanno bene, come la frutta e la verdura. Queste sono le stime Coldiretti per quanto, insomma, quanto potrebbe tagliare il padovano medio nella spesa della frutta e la verdura? Sì, abbiamo creato una stima, quindi partiamo dalla base. C'è stato un mix esplosivo, da una parte l'aumento di costi energetici, l'aumento delle materie prime, e dall'altro anche una minore produzione in campagna dato dagli eventi atmosferici e in primis dalla siccità. Questo ha portato un aumento per i nostri consumatori. A livello nazionale si stima circa 9 miliardi di euro, a livello locale circa sui 160-150 milioni. E il consumatore cosa ha fatto? Ha tagliato in frutta e verdura, come dicevi poc'anzi. Purtroppo in quegli elementi necessari per la nostra salute e principali per la dieta mediterranea. Si stima un taglio che va dall'ordine del 16-15% sulle zucchine e un 3-4% sull'insalata, per fare due esempi, e questo porterà il 2022 ad essere un anno dove si raggiunge praticamente una quota minima che eravamo circa all'inizio secolo come frutta e verdura di consumo. Questo fa preoccupare. Ecco, le aziende agricole sono anche alle prese con i rincari, soprattutto per quanto riguarda l'energia, ma anche i fertilizzanti, quindi anche per voi non si prospetta, cioè non c'è stata solo un'estate difficile con la siccità, ma si prospetta un autunno ancora più difficile. Sì, infatti dall'altro lato in campagna per le nostre imprese si fa fatica a fare margine, perché due esempi: concimi più 160, più 170%, gasolio più 130, più 140%, fa sì che un'azienda su 10 è destinata a chiudere e una su 3 al momento ha una redditualità negativa in questo frangente. La spesa energetica sarà il problema dei problemi nelle prossime settimane, e se non si affronterà questa tematica a livello anche europeo, non solo nazionale, si rischia veramente di andare un cortocircuito generale per tutte le attività imprenditoriali del nostro tessuto produttivo. Come Coldiretti, fate un appello alla politica in vista delle elezioni, siete state anche a Roma nei giorni scorsi. Sì, eravamo a fine luglio, abbiamo proprio posto 5 punti ai politici che erano presenti, c'erano quasi tutti, prioritari per risollevare, per dare un qualcosa di tangibile per l'agricoltura italiana. Porto alcuni esempi: bisogna andare verso contratti di filiera per riuscire a dare quella redditualità alle imprese agricole con un prezzo che non vada sotto ai costi di produzione. Dall'altro campo anche dare manforte a una legge che dopo tanto abbiamo a livello nazionale sulle pratiche
pratiche sleali, che vada incontro a tutte quelle speculazioni che purtroppo ci sono nel mondo agricolo. Dall'altro incentivare il fotovoltaico, fra poco si partirà un bando nel PNR per tetti, quel fotovoltaico buono che non va nei terreni ma che lo andiamo nelle nostre stalle, nei nostri capannoni, al momento purtroppo solo per autoconsumo e non anche per la vendita. Ecco Mirko, hai qualche altra domanda se non hai altre domande per noi ti restituisco la linea allo studio. No, mi pare che il quadro sia ben chiaro, insomma, volevo capire, siccome noi abbiamo sentito qui da Bassano anche la voce di Coldiretti Vicenza, la richiesta al governo, bisogna comunque aspettare un mese, forse anche 2, insomma, prima che il governo venga formato, quindi nel frattempo cosa si fa? Ecco, comunque i tempi, visto le elezioni sono a fine settembre, poi ci sarà un mese più o meno di formazione del governo, i tempi sono lunghi e intanto i problemi invece sono reali e quotidiani. Sì, è quello che fa preoccupare, come dicevo prima, perché non c'è tempo per i tempi della politica. In questo frangente, se non si vuole arrivare a un lockdown come 2 anni fa, dato da un punto di vista sanitario, lo avremo da un punto di vista delle nostre imprese, perché non riusciranno più ad aprire le proprie serrande o nelle attività imprenditoriali a fare la nostra attività. E se veramente l'agricoltura, come dicono tutti, è quell'elemento basilare, se non l'abbiamo capito con una pandemia, non l'abbiamo capito con la guerra, quanto strategico sia avere produzione locale, il che non vuol dire avere una produzione che riesca a sfamare tutto il mondo, lo sappiamo bene, ma almeno incentivare e dare quelle opportunità nel nostro livello, nel nostro territorio, mi sembra che l'ora sia arrivata. Ecco Mirko, il quadro chiaro e anche piuttosto drammatico, aggiungerei. Adesso dal mercato di Piazza delle Erbe è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin, grazie al tuo ospite il presidente Bressana, Cristian Roque Allende per le immagini. Abbiamo tempo prima della pubblicità per tornare a parlare di West Nile, sì, perché i focolai si stanno moltiplicando, i casi crescono, ulteriori disinfestazioni a Padova e provincia. Salgono ancora i casi di West Nile nel Padovano. L'ultimo bollettino di queste ore parla di 148 contagi da luglio con 69 forme neuroinvasive. I nuovi casi sono stati confermati in persone che vivono al confine tra Padova e Ponte San Nicolò. Per questo le 2 amministrazioni comunali hanno disposto la disinfestazione notturna con prodotti adulticidi. Il cluster, per essere considerato tale, deve contare almeno 2 casi nel raggio di 2 chilometri. Il sindaco di Padova ha firmato l'ordinanza per l'attività di disinfestazione lungo via Bembo, dove si è verificato l'ultimo contagio. L'operazione, d'accordo con l'USL 6, si svolgerà nella notte tra il 26 e il 27 agosto dalle 23:50 alle 4 del mattino. I cittadini, come nelle altre occasioni, sono invitati in quella fascia oraria prevista per l'intervento a tenere le finestre chiuse, a portare all'interno gli animali domestici e a proteggere con teli gli orti e le eventuali piante commestibili presenti in terrazze e giardini, oltre a prestare la massima attenzione nel non lasciare ristagni d'acqua dove le zanzare possono depositare le uova. Nuova ordinanza emanata anche a Ponte San Nicolò, dove ci saranno delle disinfestazioni al confine con il comune di Padova. Il sindaco ha pubblicato nel sito del comune nuove disposizioni per contenere la proliferazione delle zanzare, che sono il vettore di trasmissione del virus West Nile. Torneremo a parlarne tra poco, ma abbiamo anche un collegamento con Mestre per un altro fatto di cronaca. Pubblicità, a tra poco. Eccoci qui, l'ultima mezz'ora insieme in Focus TG, ben ritrovati. Allora, abbiamo parlato di West Nile, torneremo a parlarne tra poco, adesso però il collegamento con Mestre, con la nostra Ilaria Marchiori, ho detto un fatto di cronaca, ma la cronaca non necessariamente è cronaca nera, esiste anche una cronaca che racconta fatti ogni tanto positivi e notizie che spesso aspettiamo, insomma, come l'ossigeno, come l'aria fresca d'estate. Allora ci colleghiamo con Mestre, con Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria.
Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Mestre in via del Grano Turco. Insieme a me, oltre alle altre persone che state vedendo alle nostre spalle, c'è il vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello, perché oggi è stata data un'importantissima notizia che non anticiperò io, ma lo farà direttamente il vice sindaco. Benvenuto Tomaello, di che cosa si tratta? Grazie intanto. Allora si tratta di una bella notizia. Dopo tanti anni di brutte notizie su quest'area del nostro comune, finalmente una bella notizia. Il Comune di Venezia ha vinto un bando dedicato allo sport, un bando PNR, e si è aggiudicato 5 milioni e mezzo per fare un impianto sportivo polivalente, un palazzetto dello sport in quest'area. Quindi adesso entro fine ottobre gli ultimi nuclei familiari che sono ancora in quest'area verranno trasferiti e poi potranno partire i lavori per realizzare un impianto sportivo. Davvero una bella notizia, perché al posto di quest'area che è stata molto discussa e anche molto contestata, si può adesso invece investire in sport, in giovani, in infrastrutture per tutti i cittadini. Area discussa e contestata per quale motivo? Vogliamo tornare un po' indietro negli anni? Ma area discussa perché naturalmente qua c'è anche l'assessore Boraso, il presidente della municipalità Pasqualetto, che hanno fatto battaglie anche di tanti anni, di battaglie politiche con la Silvana Tosi. Ha fatto grandi battaglie per evitare che ci fosse una quasi segregazione qua di persone, che ci fosse questo nuovo campo Sinti che è stato fatto qualche anno fa e che la giunta allora di centrosinistra aveva fatto. Dopo tante battaglie finalmente con questa amministrazione possiamo investire in queste infrastrutture sportive e cercare una nuova destinazione. Quindi quello che è stato contestato era appunto creare un'area dedicata così per magari queste persone, un'area sempre contestata. Invece adesso si può trovare un'altra destinazione, per questo siamo molto contenti. Nel caso di dire si passa dal campo Sinti a una cittadella dello sport. Sì, non proprio una cittadella, perché è un impianto, un palazzetto polivalente, però sì, un'infrastruttura dedicata allo sport, un impianto per circa 1000 persone che potrà accogliere diverse discipline sportive. Di che cifre e di tempistiche parliamo? Parliamo allora come cifre 5 milioni e mezzo. Siamo il comune che ha presentato questo progetto e è riuscito anche ad avere il più alto finanziamento insieme a qualche altra città. Tempistiche entro il 31 marzo l'aggiudicazione dei lavori e dentro il 31 dicembre 2025 la fine dei lavori. Sono fondi PNR, quindi da queste date non possiamo scappare. Ecco, possiamo tranquillizzare eventualmente anche i residenti, perché poi ci saranno anche dei parcheggi. Sì, naturalmente sono i parcheggi a servizio del palazzetto, ma l'area è abbastanza grande, quindi i parcheggi saranno contenuti, perché sono normativa CONI che rispetteremo, non saranno così invasivi, l'area ha un accesso anche abbastanza facile e quindi non penso che ci siano problemi, anzi sarà parcheggi a servizio del palazzetto e penso che non creeranno sicuramente problemi. Ecco, ringrazio il vice sindaco Tomaello. Dicevamo che appunto qui c'è anche l'assessore Renato Boraso. Io mi sposto un attimino, mi metto in mezzo, ecco. Assessore, una battaglia. Allora, innanzitutto sappiamo che lei non solo è residente a Favaro, quindi comunque lei ha toccato con mano per anni proprio questo problema, la questione che è stata affrontata per davvero tanto tempo e diciamo una delle persone che l'ha affrontata proprio in prima linea è stata Silvana Tosi, che tra l'altro abbiamo trovato anche qui per un altro sopralluogo proprio lo scorso ottobre e purtroppo dopo alcune settimane è mancata, però è voluta venire qui fino all'ultimo insieme poi al canile. Questa è stata una delle sue più grandi battaglie e voi avete lavorato anche fianco a fianco. Sì, abbiamo lavorato assieme agli amici della Lega in quei mesi difficili in cui abbiamo contestato quel progetto, lo abbiamo contestato perché dal punto di vista sociale era un non progetto, non era aggregazione, era un vero ghetto, e credo che oggi con grande orgoglio la Silvana è qui con noi. Silvana è qui con noi per applaudire a questo progetto di riqualificazione. Io ringrazio il vice sindaco che ha seguito con grande silenzio, con grande serietà questo finanziamento del PNR, perché ovviamente senza le risorse non riusciamo
a fare e faremo un progetto che finalmente sarà un vero progetto di riqualificazione. Era il sogno di Silvana, di molti di noi, qui con me c'era l'ex consigliere comunale Giancarlo Giacomini allora, Sergio Memmo della municipalità, Pasqualetto che anche lui, tante persone che hanno vissuto l'assurdità di questo progetto. Ovviamente, come ha detto bene il vice sindaco, si libera con i prossimi mesi le ultime presenze e poi finalmente riconsegniamo alla città di Mestre e di Venezia un progetto vero, perché come ha detto bene il vice sindaco avremo una struttura polivalente sportiva che potrà dare incontro a tante esigenze sportive di primo livello che in città ci sono, per fortuna ce le abbiamo e troveranno qui la risposta, e quindi io sono veramente contento per Favaro, per Mestre, per l'intera città e soprattutto per la memoria di Silvana, che veramente aveva tanto combattuto per dire a tutti e al mondo intero che questo progetto era un non progetto sociale, e la prova c'era, insomma la verità c'era, e oggi finalmente diamo compimento grazie all'amministrazione del sindaco Luigi Brugnaro e a amministratori seri e sensibili e competenti come il vice sindaco Tomello. Ecco, a proposito del vice sindaco, ovviamente sorge spontanea una domanda, perché nei mesi scorsi ci sono state alcune polemiche, insomma qualcuno è anche insorto per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi del PNRR dedicati allo sport, e adesso abbiamo questa notizia che in qualche modo parla ancora di sport. Anticipando quelle che potrebbero essere le polemiche dei prossimi giorni, lei come replica, come commenta? Ma questo fondo innanzitutto era un fondo dedicato assolutamente allo sport, tanto che è stato fatto dal Dipartimento per lo Sport del governo, quindi era dedicato solo, aveva varie cluster così chiamati, ed era dedicato alla realizzazione di nuove strutture. E poi voglio trovare qualcuno che critichi l'amministrazione che investe in sport, cioè investire in sport vuol dire investire in futuro, in giovani, in famiglie, in persone che possono trovarsi. Sport vuol dire socialità, salute, cioè sport è chiaro che è un concetto che per la cittadinanza sicuramente è una cosa positiva, e quindi investire in strutture dove in un comune non si è mai investito in infrastrutture sportive, perché la situazione delle infrastrutture sportive del comune è seria, nel senso che non è delle migliori e siamo carenti di tantissime strutture, l'abbiamo visto in questi anni. Investire in queste strutture penso che sia da città seria, da amministrazione seria, quindi spero che non ci siano polemiche, perché chi critica lo sport, chi critica questo tipo di infrastrutture forse evidentemente non conosce cosa sono e non sa quello che i cittadini chiedono. Grazie Tomello, con questo abbiamo già la risposta a quelle che potranno essere eventuali polemiche anche delle prossime ore e dei prossimi giorni. Se non ci sono altre domande, io qui da via del Grano Turco restituisco la linea allo studio. Grazie ai tuoi ospiti, dunque un bel progetto di riqualificazione della zona. Torniamo a parlare di bollette, di caro energia. È stato un brusco rientro per chi l'ha già fatto dalle vacanze, per chi vive in condominio a causa appunto dei costi. È previsto che triplichino. L'allarme di Lino Berton, presidente regionale dell'Associazione Amministratori di Condominio. Preventivi triplicati rispetto ai consuntivi chiusi la scorsa primavera per proprietari e affittuari, un vero e proprio salasso, una situazione che rischia di diventare ingestibile. L'allarme dell'Associazione Amministratori di Condominio, che numeri alla mano parla di rate con importi di 3 volte maggiori rispetto a quelle del 2021. I preventivi per il prossimo inverno sono triplicati rispetto ai consuntivi dell'anno scorso, quindi con la necessità di fare più rate mensili, perché altrimenti le famiglie non so come potranno sopportare questi maggiori costi. Una situazione esplosiva che puzza di gigantesca speculazione. Sono convintissimo che la maggior parte dell'aumento dei costi è proprio speculativa. Ne aveva parlato appunto anche il ministro proprio subito dopo la guerra, Cingolani, però poi non si era più parlato, no? Si era addirittura pensato a fare delle verifiche appunto anche da parte della magistratura. La speculazione c'è ed è evidente. Anaci chiede che gli straordinari extraprofitti di Enel e di Eni, controllate dallo Stato, vengano utilizzati per abbattere i costi energetici, oltre a provvedimenti d'urgenza che debbano essere assunti oggi e non dal governo che verrà.
Sicuramente è un problema sociale, bisogna metterci in mano, non è possibile nasconderci con la testa sotto la sabbia. In questo momento c'è il rischio che veramente quando la gente si accorge che non riesce ad arrivare alla fine del mese e non riesce a pagare le spese condominiali, c'è da pensare anche a rivoluzione. Condomini, famiglie, ma anche aziende. Un esempio arriva da Resana, un noto imprenditore. Qui c'è qualcuno che sta speculando in modo forte sul mondo dell'energia, sul mondo dell'energia. Speculazione, instabilità geopolitica o mancanza di investimenti, ad ognuno il suo grande nemico. Quel che è certo è che il costo del gas e delle materie prime sta mettendo in ginocchio anche le aziende di riferimento del territorio veneto. All'ultima bolletta ci dica che numeri ha visto. Noi nel complesso nel mese di luglio è 1.080.000 euro circa. 1.080.000 euro. Sì. Da quello che erano le cifre precedenti circa 200.000 euro. E anche oggi, guardato prima il metano, 3,15. Per cui ogni giorno aumenta di 15, 20, 25, 30. Una bolletta quintuplicata, primo tassello di un domino ormai senza fine. Perché non è aumentato solo la corrente elettrica, è aumentato tutti i costi dei chimici, tutti i costi di materie prime, che tutto segue, diciamo, a ruota segue i costi di trasporto, i noli delle navi. Ce n'è una montagna di costi, diciamo. E le soluzioni alla mano ad oggi per evitare lo schianto di realtà macroeconomiche come queste non sembrano poter funzionare. I razionamenti ci stanno obbligando a farli lo Stato per la riduzione ben nota che hanno detto che ridurranno il consumo del 15%, ma a mio avviso l'hanno fatto contando sul fatto di farci fermare, farcelo ridurre tutto a noi aziende energivore, diciamo. Non produciamo noi, ma non produce nessuno, non è che siamo noi, magari noi fermiamo dall'1 al 3, un altro ferma dal 4 al 7, è tutta una rotazione, però viene a mancare un 10% di prodotto alla fine, col rischio che mantenendo magari il materiale si rischia che il prezzo vada anche più su. Nonostante l'aumento finale dei prezzi dei prodotti, tantissime aziende per rimanere competitive sul mercato autotassano il prodotto non incorporando il reale aumento dei costi. Tutti hanno compreso i nostri clienti più importanti che siamo in mezzo a tutti quanti, noi, loro con i frigoriferi, con il condizionamento delle grandi strutture che hanno, ipermercati, supermercati, dobbiamo andare d'accordo e capire che noi prendiamo gli aumenti, dobbiamo riversarli al supermercato e il supermercato deve riversarlo sul cliente, per quanto abbiamo tutti riversato meno del 50% degli aumenti. Dalla carta al vetro e quindi Isola di Murano. C'è grande incertezza anche qui per le bollette dell'energia, schizzate alle stelle. La produzione artigianale del vetro, storia millenaria, è a rischio. Dai 20 centesimi a metro cubo per il prezzo del gas pagati a settembre 2021 ai 3 euro a metro cubo, a cui si è schizzati in questi giorni meno di un anno dopo. Un aumento esponenziale dei costi delle bollette che sta mettendo in crisi le famiglie, ma anche fornaci e aziende in tutte le vetrerie di Murano, l'isola del vetro in laguna, per antonomasia. In tanti, se non ci sarà un repentino cambio di rotta con un abbassamento dei prezzi, non apriranno più la produzione artigianale e terranno spenti i forni da settembre. Lo dice chiaramente il presidente del consorzio Promovetro Murano, Luciano Gambaro. In questi giorni abbiamo avuto punte addirittura giornaliere del gas a metro cubo a 3 euro, cioè una cosa spaventosa e pazzesca. Questo veramente ci sta mettendo in discussione la riapertura dei forni, la riapertura delle nostre attività, anche a fronte del fatto che tutto sommato dal punto di vista degli ordinativi nell'ultimo periodo, negli ultimi anni si era un momento in crescita dopo i problemi che erano subentrati con la pandemia. Così, proprio quando le commesse parevano riprese, i prezzi alle stelle delle bollette mettono in dubbio che il gioco ne valga davvero la candela. L'assurdità è avere lavoro in casa e non poter prevedere di svolgerlo, di farlo, e quindi anche un doppio danno, perché anche, tra virgolette, spiegare ai nostri clienti, soprattutto esteri, che abbiamo questo tipo di problema, c'è da una parte la comprensione, ma dall'altra anche il fatto che loro stessi potrebbero rinunciare
all'ordine e quindi a cancellare tutti gli ordinativi fatti. Ci si aspetta una risposta del governo. Parte quindi l'ennesimo appello. Qualcuno risponderà? C'è l'assoluta necessità e questo è un appello che noi lanciamo al governo, di trovare un momentino una soluzione, magari ponendo un cap al prezzo del gas, perché altrimenti, se noi non possiamo programmare il nostro futuro e non possiamo sapere il prezzo che poi a fine mese andremo a pagare del gas, non riusciamo sicuramente neanche a programmare quello che è il lavoro. Pensiamo solo dal punto di vista degli ordinativi, cioè noi com'è che facciamo a stabilire un prezzo se non conosciamo il prezzo del gas? Siamo entrati nell'ultimo mese di campagna elettorale, 25 settembre, l'unica giornata in cui si voterà per il rinnovo del Parlamento. Allora siamo andati tra i cittadini a Bassano a chiedere qual è, a loro parere, la priorità che il nuovo Parlamento, il nuovo esecutivo dovrà mettere in agenda. Fra un mese si vota. Secondo lei qual è la prima cosa che dovrà fare il nuovo governo? Sicuramente aiutare più i giovani a uscire dagli studi e a immettersi più facilmente nel mondo del lavoro senza troppe difficoltà. Alzare le pensioni minime, perché è una vergogna che i parlamentari prendano gli stipendi da favola e chi ha lavorato 50 anni prende 800 euro di pensione come me. Ecco, questa è la prima cosa che devono fare se vogliono avere ancora credibilità. Finire tutte le guerre che ci sono in atto. Quindi puntare sulla politica estera. Sì, non fare più armi per poi alimentare tutte le guerre che ci sono in giro. L'Italia è in ginocchio. Puntare su cosa? Sì, totalmente. Sulla famiglia, giustamente. Sulle persone che non hanno da poter continuare a vivere. Non ve lo dico perché è una gabbia dei matti. Non so cosa dirvi. È sfiduciata? Sì, tantissimo. Io non vado neanche a votare perché mi fanno schifo. E la prima cosa che deve fare il nuovo governo? Tirare via tutti i politici che c'è, cambiare proprio la classe politica, perché proprio destra, sinistra, centro non si può più. Bisogna far stare bene la gente, bisogna farlo stare bene le aziende, perché è ora di finirla, come si dice qua in Veneto. Abbassare le tasse e aumentare le pensioni le minime. E pensare alla disoccupazione. Politiche del lavoro, quindi. Sì, del lavoro, sì, quello sì. Pensare al problema del gas e della corrente, che tante fabbriche adesso dovranno anche chiudere se non pensano qualcosa veramente, un tetto in cui questi imprenditori possono andare avanti, se no rimarranno a casa persone, insomma, tutto là. Rispettare quello che ha detto in campagna elettorale. Il gas, energia, costo dei servizi. I servizi soprattutto per la gente, perché in questo momento c'è un po' di sofferenza, diciamo un po' tanta. Fra un mese si vota. Secondo lei qual è la prima cosa che dovrà fare il nuovo governo? No comment. Non capisco più niente. Anche Confartigianato fa le sue proposte al futuro esecutivo. Tra queste arriva da Belluno, ed è stata accolta anche a livello nazionale, quella di istituire un ministero per la montagna. Tante proposte da parte degli artigiani per il governo che verrà. Al centro dell'attenzione i problemi delle terre alte, per le quali è stata chiesta attenzione e accolta anche a livello nazionale l'istanza avanzata per l'istituzione di un ministro per la montagna. A questo punto, posto che non sappiamo se avremo un ministro bellunese, direi... Ma nell'ipotesi, cosa sceglierebbe? Un ministro bellunese o un ministro per la montagna? Un ministro bellunese, perché un ministro per la montagna non è detto che sia bellunese.
sicuramente, se non dovesse esserci un ministro bellunese, un ministro per la montagna. Che è una delle vostre proposte. Che è una delle nostre proposte in alternativa al fatto di non essere rappresentati. Nel contempo però la pattuglia dei parlamentari bellunesi potrebbe ridursi a 1 o 2 rappresentanti al massimo. Purtroppo sì, siamo arrivati al dunque, lo temavamo. Siamo molto preoccupati perché effettivamente non essere rappresentati può essere l'inizio di un problema ancora più grande di quello che stiamo vivendo. Nei primi 100 giorni il nuovo governo dovrà attenzionare immediatamente il caro bollette e poi ascoltare le istanze che nel decalogo degli artigiani vanno dalla fiscalità all'innovazione digitale, dall'autoproduzione di energia alla viabilità, dalla tutela del patrimonio ambientale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2026. Continua il giro di Rete Veneta nei quartieri della città di Vicenza. Siamo andati a San Bortolo. Tra i quartieri più settentrionali della città siamo andati a San Bortolo, ricco di verde e di servizi rivolti alle famiglie, dove i residenti rilevano la sostanziale tranquillità della zona, ma puntano sulla necessità di una maggiore vitalità e coinvolgimento dei cittadini. È un quartiere tranquillo. Mancano gli eventi culturali, gli eventi sociali. Una volta c'erano i comitati di quartiere, la gente non partecipa, quindi mancherebbe un po' di partecipazione. Anche la partecipazione sia come attività di quartiere sia nel sociale. Cittadini che abbiamo incontrato nella zona del mercato rionale settimanale che chiedono un maggior numero di parcheggi. I parcheggi mancano e anche un po' di pulizia, basterebbe nei piazzali. Vedo tante immondizie, tante biciclette abbandonate, quelle elettriche che li abbandonano dappertutto. Ciclabili anche perché sono usate dei ragazzi che vanno a scuola sia qua che al liceo qua, quindi, ed è anche abbastanza frequentata durante l'anno scolastico. Sono gli adulti che la usano poco. E poi il nodo viario di Viale Dal Verme, molto trafficato. Passano camion e tir di tutti i tipi, trasporti eccezionali con grossi getti di acciaio sopra, velocità al mattino non conforme, gare di moto, e questo è Viale Dal Verme. Parliamo di sanità. Del premio Angels Diamante assegnato la Stroke Unit dell'ULSS 4, l'unità di terapia semi-intensiva, è l'unica ad aver ricevuto questo premio internazionale. L'unità di terapia semi-intensiva per la cura dell'ictus, che ha sede presso il reparto di neurologia dell'ospedale di Portogruaro, ha ricevuto in questi giorni il prestigioso premio internazionale Angels Diamond. È l'unica stroke unit ad averlo ottenuto in Veneto e tra le poche in Italia. È un premio ambito, riconosciuto a livello internazionale, e sono veramente felice che sia dato a questi professionisti, che chiaramente vede premiata tutta l'azienda, perché questo è un lavoro di squadra che coinvolge lo stroke, la neurologia, ma anche il pronto soccorso, la radiologia, il laboratorio, gli specialisti che danno la consulenza e la riabilitazione, che chiaramente poi interviene nella fase post-acuta. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato grazie ai risultati ottenuti, come il numero dei pazienti trattati in fase acuta, in media 300 ricoveri all'anno, la rapidità di somministrazione delle terapie, la prevenzione delle complicanze, la correttezza delle terapie di profilassi in fase secondaria. Il tasso di mortalità a 30 giorni in questa unità operativa è tra i più bassi d'Italia, circa il 5% contro una media nazionale di circa il 10%. Il dottor Antonio Baldi, responsabile della Stroke Unit di Portogruaro, ha ritirato il premio a Lione nei giorni scorsi. È un premio che certifica soprattutto la rapidità di intervenire con il trattamento di rivascolarizzazione di una patologia tempo dipendente come l'ictus cerebrale. Oltre alla rapidità della somministrazione delle terapie, vengono presi in considerazione parametri della qualità delle cure, della diagnostica.
È ampiamente dimostrato che il ricovero in una stroke unit è in grado di ridurre in modo significativo la mortalità o l'infermità. Questa azienda sanitaria oltre 20 anni fa è stata una delle prime in Italia a dotarsi di un'unità di cura dedicata alla gestione dell'ictus in fase acuta. I risultati ottenuti da questo reparto testimoniano la bontà degli interventi e delle cure. Il premio ricevuto, il giusto riconoscimento del lavoro svolto fino ad oggi. E ora raccontiamo l'impresa di Gianluca Scarpa che ha affrontato e portato a termine in canoa la Rotta del Sale, percorsa dai veneziani fin dai tempi della Serenissima da Pirano, Venezia, per promuovere la ricerca contro il morbo di Parkinson. Con l'arrivo poi il Blue Moon del Lido. La traversata ha portato alla ricerca 15.000 euro. Devo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino. E questa la voglio dedicare a mia nipote Gaia. Circa 2 anni fa i medici gli hanno diagnosticato il morbo di Parkinson. Da una situazione di oggettiva difficoltà, però in lui è nata la voglia di non arrendersi mai e di fare qualcosa in più anche per gli altri. Così Gianluca Scarpa, veneziano di Malamocco, nonostante il problema fisico con cui combatte, ha affrontato e portato a termine con grande coraggio la rotta da Pirano in Slovenia fino a Venezia. Ad attenderlo e festeggiarlo sulla spiaggia del Blue Moon al Lido di Venezia centinaia di persone. Le ultime 2 ore sono state dure. Ho avuto una piccola crisi, però ho ripreso abbastanza bene nell'ultima ora e soddisfattissimo. Quando è che hai deciso di cimentarti in questa cosa? 6 mesi fa. 6 mesi fa. È stata una mia decisione così improvvisa, cioè io ho sempre fatto canoa. È sempre stata il top per me era fare la traversata. E con l'occasione ho preso la palla al balzo e abbiamo devoluto. Devo ringraziare anche, soprattutto questo signore qua che mediaticamente parlando ha fatto di tutto di più, è stato il top dei top. Cosa hai provato proprio adesso a vedere tutta questa gente che è venuta per questa impresa, per festeggiarti? Non me l'aspettavo, un calore enorme, non ho parole proprio perché è stata una cosa che non me l'aspettavo assolutamente. Un'impresa che ha portato 15.000 euro alla Fondazione Grigioni di Milano nella lotta al morbo di Parkinson. Il sale, cercato dai veneziani ai tempi della Serenissima, si è trasformato in chiave moderna nel calore e nell'affetto di tante persone. E congratulazioni dunque a Gianluca Scarpa per questa impresa. Andiamo a chiudere con lo sguardo al bollettino Covid di oggi. Da azienda zero siamo scesi sotto i 51.000 casi, una discesa un po' più lenta in questi giorni, 2.625 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, appunto la curva che continua a scendere, seppur come detto più lentamente. Scendono anche i ricoveri. 753 persone attualmente in area medica, 34 in terapia intensiva, 5 i decessi nelle ultime 24 ore. Chiudiamo così il nostro appuntamento con Focus TG che torna puntuale domani alle 12, l'appuntamento con l'informazione su Rete Veneta alle 18.50, con TG Bassano alle 19.15, con TG Vicenza. A voi tutti grazie per l'attenzione, buona giornata.